Club e associazioni di servizio in grande attività per l'apertura del nuovo anno sociale. Nei giorni scorsi è stata la volta della sezione di Palma di Montechiaro della FIDAPA che con la cerimonia del passaggio delle consegne ha inaugurato il biennio 2019-2021 che sarà guidato dalla presidente Rosaria Vinciguerra, collaborata dalla vice Gisella Vizzini, segretaria Calogera Petrucci, tesoriera Maria Meli. Un'occasione per fare i bilanci e lanciare nuovi progetti ed idee. Il programma che 2 anni fa, perché il nostro mandato è biennale, anche per consentirci di realizzare un programma particolarmente corposo è necessario come minimo un biennio. Il programma era stato studiato nella sua fattibilità con delle persone che poi sostanzialmente mi hanno sostenuto e mi sono state accanto, quindi non solo tutto il contesto associativo ma anche il direttivo. Mi hanno sostenuto così come anche tutte le socie in questo percorso. La sezione ha lavorato non solo nel nostro contesto territoriale ma anche fuori dal contesto territoriale, perché ha lavorato in rete non solo con le altre sezioni del distretto Sicilia ma anche a livello interistituzionale e anche con altre associazioni e club service, con il comune intento di incidere positivamente nel nostro territorio e sostenere tutte le donne. Il programma che abbiamo stilato sono tante cose che noi abbiamo in pentola, e grazie anche alle socie che hanno contribuito a dare qualche buon consiglio. Innanzitutto ci rifaremo per quanto riguarda alle linee guide nazionali che la nostra Presidente nazionale ha già il tema già scelto, e poi metteremo anche del nostro, sempre valorizzando la donna e nello stesso tempo anche cercando di valorizzare il lavoro che si è svolto anche dai precedenti bienni, e tra cui anche il biennio, quello 2017-2019, che sta per chiudersi ed inizia con il nostro nuovo biennio. Una FIDAPA attiva, lei ha seguito il percorso di questo biennio e si appresta anche a dare un contributo al nuovo anno sociale. Come? Con quale spirito? Certamente la nostra associazione è rivolta a tutte le donne, quindi per promuovere le donne nel loro lavoro e aiutarle anche a raggiungere gli obiettivi nei posti di lavoro, che spesso noi donne, come sappiamo bene, dobbiamo superare tanti ostacoli. Il senso di appartenenza, ecco, questo senso di appartenenza è un discorso corale tra noi donne, questo ci aiuta ad andare avanti, insieme si può. Tanti sono i programmi, il programma è articolato veramente in modo completo e fattivo, e spesso anche alcuni eventi si sono fatti in collaborazione con l'amministrazione comunale, devo dire, e questa collaborazione tra l'amministrazione e le associazioni in genere e la FIDAPA in questo caso sicuramente ha dato un input in più, uno slancio a tutto, uno slancio sociale che è molto importante per il nostro territorio e in generale sempre.